www.containerradio.it. Vorrei dirti che mi manchi, fuoco tuo che brucio dentro. Carissimi amici, ben ritrovati qui sempre dal Teatro Ristori di Verona. Sabato 29 settembre siamo in compagnia, è un graditissimo ritorno ai nostri microfoni di Container Radio con Mattia Bazzaro, sia con Fabio Perversi. Ben ritrovato Fabio. Ben trovati, è un piacere essere qua, soprattutto per un evento così importante come il Premio Beatrice. Devo dire grazie a Rino che ci ha voluto fortemente. Io dovevo essere qui anche l'anno scorso, 2 anni fa, insieme a Piero Cassano, però purtroppo ho avuto un mio problema, non ci crederete, ma mio figlio piccolo mi ha attaccato la varicella e per cui ero a letto con tutti i puntini in corpo e sul viso. È comunque veramente un onore partecipare a questa manifestazione, perché devo dire che io mi sento anche un po' chiamato in causa. Io ho avuto lo stesso problema che ha avuto Rino con la mia ex moglie, che è venuta a mancare un po' di anni fa per lo stesso problema. Apprezzo chi riesce e continua a voler far vivere una persona cara, anche se è passata a miglior vita, ma continua e continuerà a essere nei propri cuori, nella propria mente, e in questo caso nei cuori e nella mente delle persone che verranno a vedere questa manifestazione. È un piacere averti qui con noi questa sera e parliamo un po' della vostra band, che è una delle band storiche della musica italiana, che ha portato proprio la musica italiana nel mondo. Tu recentemente hai proprio preso il testimone, diciamo, ne abbiamo già parlato anche un po' di tempo fa con un'altra intervista telefonica, e devo dire, insomma, è stato veramente una cosa importante sicuramente anche per te prendere proprio questo testimone e portare avanti la tradizione di Mattia Bazzaro. Sicuramente è una cosa importante, e devo dire che ho avuto anche momenti di disequilibrio, chiamiamo così, nel senso che non sapevo bene se avrei fatto bene a portare avanti o no questo marchio, questo nome, ma poi forte anche di una promessa che io avevo fatto a Giancarlo Golsi, che è venuto a mancare nel 2015, che è stato il collante dall'inizio fino al 2015, in questi 40 anni. Forte di questa promessa io mi sono caricato il mio zainetto di oneri e onori e ho voluto continuare fortemente, grazie anche alla famiglia di Giancarlo, perché mi ha messo nella condizione di poter rilevare il marchio, per cui di poter continuare a rappresentare non solo in Italia ma in tutto il mondo questo splendido gruppo, e ho dovuto ridisegnare ovviamente tutto quello che era un discorso di partecipanti. I Mattia Bazzaro sono un gruppo che secondo me sono entrati nei Guinness dei primati, perché per cambi di cantanti, per cambi di strumentisti. In questo caso ho voluto proprio rivoluzionare in tutto in toto, perché oltre al supporto e all'apporto di una nuova voce che si chiama Luna Dragonieri, che è la nuova nostra vocalist, ho voluto introdurre altre 2 figure femminili, Paola Zadra al basso e Fiamma Cardani alla batteria, e poi Piero Marras alla chitarra. Ho riportato alle origini in quanto a numero di elementi del gruppo, e ho voluto e vorrò e voglio che questi Mattia Bazzaro possano vivere altri 20 anni, per cui forze nuove, gente giovane, talenti veramente incredibilmente bravi, che mi permettono di dare nuova linfa ai Mattia Bazzaro. Beh, complimenti, e come dicevo all'inizio, noi ci siamo sentiti in primavera per parlare del brano Verso il punto più alto, quindi recentemente ricordiamo che è uscito il nuovo singolo Questo è il tempo, quindi ti chiedo Fabio, puoi parlarci di questa canzone, di questa nuova canzone? Questo è il tempo è un brano che parla di quello che uno vorrebbe essere o vorrebbe fare nella vita, un po' come noi, cioè una persona pensa di voler essere chissà chi, ma il tempo, gli oneri e gli impegni quotidiani non ti permettono magari di poter sviluppare il tuo sogno. Chi vuole essere pilota, chi vuole essere calciatore, chi vuole essere che ne so, imprenditore, ma magari poi si trova a essere operaio.
per cui è un monito a dire soprattutto ai giovani: prendete la vostra vita in mano e cercate di essere nel limite del possibile quello che realmente volete essere. È meglio vivere una vita sapendo di cosa stai parlando, di cosa stai e di cosa vuoi, piuttosto che viverla così un po' da mi piace usare questa parola che dice sempre Piero Cassano, da Pinuccio. Senti, che cosa state lavorando in questo periodo? Ci sarà un nuovo album per voi? Sì, sicuramente. Adesso siamo impegnati con il tour che è in Italia, ci ha portato a toccare varie tappe italiane e finirà a ottobre, ma poi i Mattia Bazar sono famosi in tutto il mondo proprio per questo motivo. Da novembre noi saremo in Canada, in Cile e per la prima volta in Australia, per cui avremo veramente tanta attività live. Nel frattempo ovviamente stiamo ultimando il nostro progetto discografico che vede un po' di canzoni reinterpretate del repertorio classico dei Mattia Bazar, reinterpretati da questa nuova band con nuovi singoli, con nuove canzoni inedite, tra cui 2 le avete già sentite che sono Verso il punto più alto e Questo è il tempo, ma ci sono altre belle novità che non voglio svelare in questo momento. E allora Fabio, noi veramente ti ringraziamo per questa bellissima intervista e voglio chiederti come possiamo fare per seguirvi sui vari canali social, per rimanere in contatto e sapere le nuove news che ci saranno. Noi siamo attivi, super attivi, ormai bisogna esserlo sui social. Mattia Bazar Official su Instagram, su Facebook, www.mattiabazarofficial.com su internet in generale, per cui lì ci sarà e c'è Vita, Morte e Miracoli dei Mattia Bazar. Chi è curioso, chi vuole seguire le nostre vicissitudini odierne e future, lì troverà pane per i suoi denti. Molto bene, noi ti ringraziamo per questa bella chiacchierata. Adesso andremo ad ascoltare il vostro nuovo singolo, ma mi piacerebbe che fossi proprio tu ad annunciarlo con un saluto per gli amici di Container Radio. A tutti gli ascoltatori di Radio Container, questo è il tempo, i Mattia Bazar per voi. Grazie. Questa è una foto adesso. www.containerradio.it